Ciao. Ciao. Di che scuola sei? Sono del Alfalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Di Vicenza. Marostica. Sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare? Per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. In gita scolastica fra i migranti di Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, fianco a fianco con i rappresentanti di Linea d'Ombra, i bambini hanno consegnato i pasti ai richiedenti asilo. Nella stessa area teatro di accoltellamenti, l'ultimo con gravi conseguenze sabato scorso, spaccio di droga e fenomeni di racket fra migranti neoarrivati e bande che presidiano la zona. Si tratta del video che ritrae l'iniziativa organizzata dalla scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza, in cui poi sono gli stessi bambini a spiegare come in classe siano state simulate con gli insegnanti le difficoltà del viaggio sulla rotta balcanica. E a scuola avete fatto anche un esercizio? Sì, I calzini? abbiamo fatto Ce lo racconti? un percorso ad occhi vendati perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatto da bendati perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, altri con dell'acqua. Anche bagnati con dei sassi. Ad attivarsi per prima, dopo la diffusione via social del video, l'europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Le maestre hanno organizzato un'attività per simulare il comportamento dei migranti irregolari sulla rotta balcanica, bendando i bambini perché i migranti si muovono al buio per scappare dalla polizia e poi camminando scalzi sui sassi, una situazione veramente al limite, oltre il limite dell'ideologia, utilizzando il lavaggio dei cervelli verso bambini che non hanno ancora il senso critico e portandoli poi in Piazza Libertà a Trieste, dove stazionano moltissimi irregolari e dove solo una settimana fa ci sono stati degli accoltellamenti, non è stata nemmeno la prima volta ed è consueto purtroppo anche lo spaccio di droga. Anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, si è attivata con i colleghi parlamentari del Veneto redigendo un'interrogazione a risposta scritta nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Nel pomeriggio di oggi, a polemica ormai esplosa, la nota del Ministero che informa come l'ufficio